Amici di Radio Guest, buon weekend, ben ritornati. Siamo con Mirko Stella, presidente dell'Union Martignacco. Stiamo parlando del mondo del calcio. Ciao Mirko. Buongiorno, buongiorno. L'Union Martignacco è una delle più belle società di calcio che il Friuli Venezia Giulia vanta, perché non soltanto ha una bellissima prima squadra, ma anche un vivaio e un progetto attorno. Ma prima di parlare di questo, parliamo chiedendoti subito come sta la prima squadra. Queste settimane sono settimane di forse anche calciomercato o preparativi della nuova stagione. Quindi ci spieghi un po' com'è finita quella passata e cosa accadrà, cosa farete nella prossima stagione che è alle porte. Guarda, sostanzialmente è molto semplice. La stagione appena conclusa è andata molto bene, sia per la salvezza ottenuta con anticipo e da comunque ripescata per merito sia di settore giovanile sia per la storia dell'Union Martignacco. Dalla prima categoria alla promozione abbiamo fatto un ottimo campionato, ci siamo salvati inserendo molti giovani e quindi un ottimo risultato. Un bel gruppo che si è ricreato, si è consolidato e ha lottato fino alla fine, insomma, per questo risultato. E niente, adesso sono nelle meritate vacanze da inizio giugno, giustamente. Diciamo qualche nuovo innesto è normale che venga sempre fatto, però l'importante è mai snaturare l'identità della squadra, il lavoro fatto finora, anche perché comunque si creano dei percorsi, Certo. dei percorsi che è giusto continuare. Ecco, tutto qui. Sostanzialmente le ambizioni per il prossimo anno sono quelle di fare il meglio possibile, perché io rimango sempre con un profilo umile, nel senso di sono un fautore del lavoro e quindi il lavoro porta anche le soddisfazioni, quindi cercare di fare il meglio possibile, cercare di raggiungere la salvezza il prima possibile per quanto concerne le nostre forze. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Poi tutto quello che viene, come dicono i grandi allenatori, le grandi società, quello che viene a salvezza raggiunta va benissimo. Ricordiamo in quale categoria milita l'Union Martignacco? Promozione. In promozione, Quest'anno quindi promozione. benissimo. Parliamo invece del settore giovanile, un grandissimo vivaio che ovviamente dà forza alla prima squadra e anche alla società stessa. So che per voi il vivaio è molto molto importante. Una parola anche ovviamente su questo da parte del presidente. Ricordiamo, siamo con Mirko Stella, presidente dell'Union Martignacco Calcio. Assolutamente, il vivaio è importantissimo, il lavoro di crescita sui giovani e le soddisfazioni che si raccolgono anche dai ragazzi è importante, perché poi alla fine l'approdo alla prima squadra, no? La mission che hanno è quella di crescere e di poi arrivare in prima squadra come con i grandi e fare il loro campionato di vertice. Quindi è un'ottima attenzione da dedicare. Abbiamo ricevuto delle belle soddisfazioni anche in quel senso, specialmente negli under 15 e negli under 17. Gli under 15 si sono giocati una finale provinciale a Pordenone, essendo comunque campioni provinciali della sezione di Udine, sia gli under 17 sia gli under 15. Gli under 15 hanno giocato per il titolo regionale delle province a Pordenone, persa la finale ai rigori, ma si sa che i rigori sono sempre una lotteria. Però insomma belle soddisfazioni, vantiamo 250 tesserati tra prima squadra, juniores e dai più piccoli insomma ai più grandi, e quindi è un'ottima soddisfazione per tutto il settore giovanile e per il lavoro che viene fatto anche da coloro che lavorano affinché tutto questo sia possibile, quindi responsabili, gli allenatori, i dirigenti e anche i genitori che danno una mano molte volte. Certo, immagino anche l'alta dirigenza, cioè i tuoi bracci destri, diciamo così, che visto che ti vedo sul campo, quindi sei sempre attivo, anche quando sei in ferie o la società, diciamo, è in ferie, ti vedo sempre attivo. A proposito di attività dell'Union Martignacco, ci sono in progetto degli eventi. Quali saranno? Ma soprattutto come mai avete deciso di investire del tempo
su quello che è poi un intrattenimento, quindi su eventi che graviteranno attorno alla società. Allora, attualmente c'è già un evento in corso che è quello del torneo dei borghi, delle borgate, le frazioni e le varie borgate appunto di Martignacco. Un torneo che dopo 2 anni ritorniamo a fare, molto importante dal punto di vista sociale, perché comunque si sa che i paesi si muovono e danno un bel movimento di allegria, di solidarietà, di unione anche tramite queste cose. Quindi oltre al calcio che dopo viene giocato sul campo c'è questa bellissima parentesi di aggregazione appunto, e si concluderà appunto venerdì con la finale. Sono 3 settimane in totale molto divertenti, intense, faticose, ma comunque che ripagano di tutta questa, diciamo, questa fatica viene ripagata, ecco. Altre idee ce ne sono perché la struttura oltre ad essere molto ben molto completa per il settore calcistico, si presta anche per altre manifestazioni, quali magari si sta pensando di sviluppare delle serate nei mesi caldi quando la socialità anche poi è più forte e quando la gente ha voglia di fare qualcosa in più, e perché no, in una Martignacco dove magari qualche sera si può dedicare a un evento, a un intrattenimento musicale con le persone del posto, i nostri sostenitori, coloro che sono sempre vicini o coloro che ci conoscono, comunque per poter stare tutti assieme. Sostanzialmente questo è il punto principale. Ecco, ci fai una piccola panoramica della struttura, visto che so che sei appunto nel campo sportivo, però c'è una tribuna, ci fai solo una piccola panoramica con il telefono, visto che questa è una intervista streaming, quindi io vado a pescare i miei ospiti dove sono, gli rompo le scatole dove sono, e se ti fai un giro a 180 gradi per capire un po' com'è la struttura, ci fai anche un favore, così ci dai anche la possibilità di capire come è fatta tutta la struttura dell'Union Martignacco. Prego, puoi anche girare. Assolutamente. Alle mie spalle ovviamente c'è il campo principale, sono sull'atletica, e alle mie spalle c'è il campo principale. Subito dietro c'è il nuovo campo di sintetico ultimato l'anno scorso, che viene prevalentemente utilizzato per gli allenamenti, ma anche gioca la nostra Under 14, perché il passaggio tra i piccolini e un po' più adulti, quindi il calcio a 9 e il calcio a 11, necessita di spazi contenuti, non diciamo immensi come il campo grande. E adesso girandomi c'è la tribuna principale, sostanzialmente, certo, dove struttura molto grande, molto bella, dagli spazi generosi che permettono il lavoro migliore. Poi abbiamo la struttura anche di Nogaredo, di Prato, che è un campo dove giocano altre giovanili, che è dignitoso, ovviamente non grande come questa di Martignacco, però è di dimensioni dignitose e una bella struttura. Comunque Martignacco si trova abbastanza centrale per quanto riguarda il medio Friuli, perché è a pochi chilometri da Udine, a pochi chilometri da centri come Codroipo, Spilimbergo, San Daniele, piuttosto che Fagagna, quindi anche la sua centralità sicuramente vi agevola al rinnovo del vivaio del settore giovanile, ma sicuramente anche nel vostro progetto che riguarda gli eventi. Concludiamo la nostra intervista con il presidente dell'Union Martignacco, Mirko Stella, sul futuro, perché è una classica domanda, il sogno nel cassetto, come da presidente, dove vorresti vedere l'Union Martignacco o la società Union Martignacco? Come la vedi fra 5, 6, 10 anni? Da presidente si sa che il presidente, o come il calciatore, vuole fare sempre qualcosa di più. Partiamo dal voler mettere mattoncino su mattoncino, perché i sogni ce li abbiamo tutti, è ovvio, si potrebbe dire piacerebbe arrivare in eccellenza, però i passi vanno fatti uno dietro l'altro, quindi quello è il sogno. Poi se dovessimo anche essere qui tra 5 anni, sempre in promozione, ma con un gruppo bello, con i nostri giovani, con un clima sereno, perché alla fine ricordiamoci, noi dedichiamo tanto tempo a questa passione che non ci porta dei soldi, non ci porta uno stipendio, ma è meramente una grande passione, allora va bene lo stesso. Ovvio, la passione e il lavoro
se lo si fa costante portano anche risultati, quindi vedremo dove saremo tra 5 anni. Speriamo di fare il passetto in più, ma se non dovesse essere, speriamo comunque di essere contenti, e quello è quello che conta di più. Quello che traspare è determinazione, sacrificio, valori, e quindi sicuramente di questa strada, Presidente, avrete un futuro roseo. Poi non è semplice, perché la passione ormai è fondamentale, però ormai gestire una società di calcio è come gestire un'azienda a tutti gli effetti, quindi bisogna fare anche quadrare i conti, cosa che non è molto semplice spesso, quindi è corretto fare i passi studiati e ponderati. Mirko, noi ti ringraziamo, tanti auguri e a presto, e buona preparazione, buon inizio di stagione naturalmente. Grazie. Grazie mille, saluti, ciao Igor, saluti a tutti.